Buon pomeriggio, siamo qua con Telmo Pievani, che è un evoluzionista ed è stato uno degli interventi ad alta ispirazione di oggi. E la mia domanda, anche alla luce di quanto ci ha detto, ci ha raccontato oggi, davvero di grande ispirazione, è qual è la chiave, alla luce della sua esperienza, per un'evoluzione che sia realmente sostenibile, tecnologica ovviamente, e che metta davvero al centro l'essere umano? Le ricette per la sostenibilità non le ha nessuno, forse anche per fortuna, però io direi due aspetti possono aiutarci nel far capire come l'innovazione può valorizzare davvero il fattore umano. Uno è essere consapevoli che le aziende, le organizzazioni sono come soggetti, come specie immersi in ambienti che oggi cambiano con una velocità senza precedenti, quindi l'accelerazione che è sia tecnologica, quella che noi chiamiamo la grande accelerazione, cominciata nel secondo dopoguerra, ma che oggi è anche un'accelerazione critica, la crisi ambientale, crisi climatica, crisi sociali, conflitti, crisi per le risorse, eccetera, eccetera. Allora, in un contesto del genere le possibilità sono due: o si rincorre passivamente i cambiamenti esterni e quindi si arranca per adattarsi, oppure, e qui scatta l'aspetto, diciamo, del fattore umano, si prova ad anticiparli. Per anticiparli vuol dire provare a cambiare il mondo, a interagire, a costruire nuove nicchie ecologiche, nuove nicchie di mercato, e per fare questo ci vuole creatività, ricerca di base, trasformare un problema in un'opportunità e quindi provare non a subire il cambiamento, ma non soltanto a cavalcarlo, ma provare ad anticiparlo. Questo è quello che ho cercato di dire raccontando storie di serendipità, cioè storie di tecnologie che hanno cambiato il mondo, hanno avuto anche grandissimi proventi economici, ma che sono nati in modo imprevedibile, dalla conoscenza, dall'indagine, dalla ricerca di base, dalla curiosità, da buone domande.